I rapporti tra il presidente della regione Lombardo ed il sindaco di Agrigento Zambuto sono tesi ormai da tempo. La città dei Templi attende ancora un paio di corposi finanziamenti da Palermo e tra questi vi è il rifacimento della rete idrica cittadina. Ed allora il sindaco ha scritto una lettera al governatore Lombardo chiedendogli di accelerare la definizione dell'iter amministrativo relativo al finanziamento della condotta idrica agrigentina. In particolare Zambuto, nel ricordare le varie promesse della regione, invita Lombardo ad anticipare le somme dei fondi FAS che tardano ad arrivare. L'opera si deve fare, scrive il primo cittadino, che aggiunge: gli agrigentini attendono la nuova rete idrica da oltre 50 anni e vogliono l'acqua corrente nelle loro case senza che essa si perda per strada a causa della fatiscente rete idrica. Marco Zambuto infine ricorda a Lombardo che avere l'acqua corrente significa poter davvero fare turismo. Ridurre le tariffe idriche sarebbe di sollievo in questo momento di crisi per i bilanci familiari. Non solo rete idrica, ma il comune rivendica anche la proprietà del palacongressi del villaggio Mosè. La struttura appartiene alla regione, ma la gestisce il municipio. Ed allora Marco Zambuto ne invoca la proprietà del complesso congressuale per poter intervenire e mettere in sicurezza gli impianti strutturali. Il sindaco afferma i problemi sollevati di recente relativi ad infiltrazioni d'acqua dalla cupola a vetri di Murano sono stati sempre sottoposti all'attenzione della regione siciliana perché attraverso i propri uffici tecnici e lo stesso genio civile provvedesse a ripristinare quelle carenze strutturali verificatesi nei lunghi anni di funzionamento dell'immobile. La regione però non avrebbe mai risposto alle denunce del comune. Inoltre l'amministrazione comunale avrebbe più volte sollecitato un incontro chiarificatore con la regione siciliana per definire i rapporti tra comune e regione in merito alle scelte strategiche gestionali, agli urgenti interventi tecnici e strutturali per la messa in sicurezza degli impianti, ma anche per valutare la possibilità che la proprietà del Palacongressi venga trasferita a Palazzo dei Giganti. Ma nulla è stato fatto ed il Palacongressi continua a fare acqua da tutte le parti.